Per noi della Lega il referendum è andato molto bene, anche perché ci siamo astenuti al voto, perché consideriamo che i primi 4 referendum sul Job Act, sul lavoro, comunque fossero dei tecnicismi che si potevano risolvere in altra maniera. È un dato che ci aspettavamo naturalmente, che non ci sorprende e che lascia sul tavolo della politica tutti i temi che avevamo sollevato settimane fa e sui quali abbiamo fatto la campagna referendaria. Non si deve festeggiare perché non si è raggiunto il quorum, bisognerebbe risolvere i problemi legati al lavoro e alla cittadinanza. Pur archiviato il mancato raggiungimento del quorum, le coalizioni che si fronteggiano in Consiglio regionale continuano a scontrarsi non solo nel merito dei 5 quesiti su lavoro e cittadinanza, ma anche sulla frequenza dell'uso del referendum e sulle modalità con cui dovrebbe funzionare. Ormai l'istituto referendario dovrebbe essere utilizzato con parsimonia e in qualche maniera cercando di valorizzarlo, non utilizzarlo ad ogni piè sospinto, perché poi il risultato è che la gente non va a votare e quindi perde valore. Bisogna arrivare alla situazione che c'è in Svizzera, dove chi decide è chi va a votare, non chi resta a casa. Avevamo una grande possibilità di lavorare sulla sicurezza del lavoro, sui diritti dei lavoratori, ma soprattutto di rivedere un concetto di cittadinanza sempre più urgente, e l'abbiamo sprecata. Se togliessimo il quorum, vorrei vedere poi chi va al mare o chi decide di non votare. Intanto Lega e Fratelli d'Italia sottolineano come il quesito che chiedeva la riduzione da 10 a 5 anni per l'ottenimento della cittadinanza abbia ricevuto una percentuale di no, seppur minoritaria, molto più alta rispetto agli altri referendum. Ha dimostrato quanto è surreale o addirittura irreale quel modello di cittadinanza che i partiti di sinistra vogliono. Noi riteniamo che la cittadinanza debba essere non un premio così regalato, ma una cosa conquistata. Io credo che però quello che parte da questo referendum sia una proposta invece per stringere le maglie delle concessioni di cittadinanza. Ad esempio mettendo una norma che chi dopo aver avuto la cittadinanza commette reati contro il patrimonio, contro la persona, possa anche perdere questo diritto. Di diverso parere Elena Ostanel, che guarda il bicchiere mezzo pieno di chi alle urne c'è andato. Viene chiesto da tantissime persone che sono andate a votare di fare un passo indietro, cioè di dare un lavoro più sicuro e di dare finalmente la possibilità a chi è nato in Italia di avere un percorso per la cittadinanza, e anche chi arriva in Italia e vuole la cittadinanza, molto meno ad ostacoli. Ecco, il pensiero va a tutte le persone che sono andate a votare. Da qui bisogna ripartire.